Che c'è, Fra? Perché mi fai video? Perché ti faccio video? Perché lo manda ai carabinieri. Ma tu perché vieni sempre qua? Sempre io. Sempre 3 sere che vieni, 4, abbiamo tutti i filmati. In questi anni Paolo Favaretto si è abituato a vederne di tutti i colori. In un decennio la sua carrozzeria in via Giustizia a Mestre ha subito 34 furti che hanno provocato danni calcolabili attorno ai 2 milioni di euro. Ma mai si sarebbe aspettato di dover fare i conti con un ladro che dal 20 luglio non solo arriva tutti i giorni, ma si è persino accampato con una tenda a pochi metri dalla sua attività. Viene tutte le sere, sto tizio, l'abbiamo filmato, ieri sera assieme con la polizia è stato catturato, è stato portato in questura, però alle 21:15 circa il PM di turno l'ha liberato. Quindi per noi oltre al furto c'è anche la beffa. Di promesse dai politici Favaretto ne ha sentite tante. Qui sono passati in parecchi, ma non è mai cambiato nulla. E intanto, dopo decine di furti, l'assicurazione non rimborsa più. E ora, al di là dei binari, c'è anche un nuovo vicino di casa che viene a fare visita tutti i giorni scavalcando la recinzione ferroviaria. Sono sicuro che stasera torna di nuovo. Noi lo aspetteremo e chiameremo di nuovo la polizia. Però C'è anche un orario preciso, tra l'altro. Sì, dalle 18:30 alle 19:15. Lui ieri quando è entrato la prima cosa che ha fatto ha tentato con la mano di aprire 2 auto, la polizia mi aveva detto se è tentato furto lo arrestano sicuramente il PM e dopo alla fine si sono sentiti dire no, lo liberiamo. L'ultima volta per allontanarsi l'intruso ha spintonato Favaretto, è stato un momento di tensione e paura. Questa attività dà lavoro a 22 famiglie, ma è messa sempre più in difficoltà da una mancanza di sicurezza che ha raggiunto oramai livelli grotteschi. Paolo Favaretto si appella a Sergio Mattarella e a Giorgio Meloni perché andare avanti così sta diventando impossibile. Non dormi alla notte, dopo ti scoppiano le vene sugli occhi, mi è scoppiata stamattina. Per forza nervoso, ieri mattina sono arrivato alle 7, sono andato via da Mestre alle 21:30 dalla questura. Sei felice di essere qua? Vieni anche domani qua, anche dopo, anche più tardi vieni. Vieni pure, sai?